Saluto cordialmente tutti coloro che stanno seguendo questo convegno Identitas su scienza e fede e ringrazio di cuore chi ha voluto coinvolgere anche me nelle importanti riflessioni sui temi che stiamo qui insieme approfondendo. La domanda di partenza può essere se oggi, in questa nostra civiltà, in questo nostro tempo, abbia ancora senso parlare di dialogo tra scienza e fede, tra visione scientifica del mondo e visione teologale del mondo, cioè ispirata dalla fede. La questione mi è particolarmente cara, anzitutto per una ragione autobiografica. Fin da bambino ho ritrovato dentro di me molto chiare e molto forti, contemporaneamente, la passione per il Signore e la passione per le scienze. Esse hanno dialogato anzitutto dentro di me, fin dalla più tenera età. Dio è stato presente da sempre nella mia vita, prima ancora che io cominciassi coscientemente a prendermi a cuore la questione di chi sia, di cosa voglia, di come conoscerlo e di come entrare in relazione con lui. Lui era già lì. Allo stesso modo, la curiosità e lo stupore davanti al creato e alla capacità del nostro ingegno di studiarlo e di comprenderlo mi hanno sempre abitato e animato. Forse anche perché in questo sono stato contagiato da mio padre, che fin da quando io ero piccolo vedevo scrutare le stelle dall'osservatorio astronomico che talvolta frequentava e al quale talvolta mi portava volentieri, o perché negli scaffali di casa, tra i libri, avevo scrutato la copertina di un testo composto da Jacques Monod intitolato Il caso e la necessità, che alla fin fine riguardava proprio la questione di fondo di cui stiamo ora insieme ragionando, quale sia lo sguardo corretto sulla realtà per coglierne fino in fondo la logica. Un po' spinto da tutto questo, ho coltivato dentro di me il desiderio di conoscere meglio Dio e di conoscere meglio questo mondo attraverso le scienze. Quello che sto dicendo credo valga un po' per tutti. Il dialogo tra scienza e fede, prima di tutto, avviene dentro l'essere umano, tra la sua intelligenza, il suo cuore, la sua esperienza del mondo e le domande formidabili di senso che ogni uomo porta in sé. Il dialogo tra scienza e fede poi diventa dialogo tra uomini di scienza e uomini di fede, o tra uomini che in alcuni momenti si dedicano alla ricerca scientifica e poi si interrogano dal punto di vista della fede, in quanto credenti, su che cosa significhino i risultati delle loro indagini scientifiche. Il dialogo tra la scienza e la fede non è stato sempre facile. Non è necessario ora che io riassuma un lungo percorso storico, però devo almeno indicare 3 tappe importanti di questo percorso. La prima cosa che mi sta a cuore rammentare è che la prospettiva giudaico-cristiana sull'uomo e sul mondo è il contesto ideale per lo sviluppo delle scienze, perché al cuore della rivelazione biblica e della visione dell'uomo che ha la fede cristiana
vi è la convinzione che Dio abbia creato l'uomo con la sua intelligenza, assegnandogli e consegnandogli una certa signoria sul mondo, sull'universo, il compito di studiare e di governare la realtà stessa nel bene, a somiglianza del suo supremo e sapiente autore. Proprio perché Dio ha voluto l'intelligenza dell'essere umano e ne ha voluto anche la libertà e la autonomia, Dio è il primo ad incoraggiare, nella prospettiva cristiana e anche ebraica, lo sviluppo delle scienze, la libera ricerca, l'esercizio della razionalità e dell'ingegno. È importante ricordarlo perché non in tutte le prospettive religiose è così. Vi sono prospettive religiose sul mondo e sull'uomo che sono incompatibili con lo sviluppo scientifico e con la libertà della ricerca. Non è così dentro il cristianesimo. Al di là di alcuni episodi particolari della storia in cui incomprensioni e pregiudizi da una parte e dall'altra hanno reso faticoso il dialogo tra gli uomini di fede e gli uomini di scienza, la prospettiva cristiana sulla scienza è molto positiva ed estremamente incoraggiante. C'è senz'altro però un secondo momento della storia del dialogo fra la scienza e la fede che dobbiamo prendere in considerazione, il momento della maggiore crisi di questo rapporto, che non è stato il momento della vicenda galileiana, è stato più tardi, l'Ottocento. Nella cultura ottocentesca, infatti, la prospettiva di molti pensatori sopravvalutava le possibilità delle scienze a tal punto da alimentare un pregiudiziale disprezzo verso quel sapere che la fede genera. La convinzione di fondo, cioè più diffusa nel mondo ottocentesco, era che la scienza avrebbe soppiantato la religione e che la fede non consisteva in un sapere, ma sostanzialmente in una ignoranza e superstizione, che il sapere scientifico avrebbe fatto finalmente impallidire e svanire mostrandone l'inconsistenza. Quella è stata forse la stagione più difficile del rapporto. Vi è poi una terza fase in questo rapporto tra il pensiero scientifico e il pensiero teologico, che è l'attuale stagione, segnata da molte possibilità di positivo dialogo, di interazione e direi perfino di intesa profonda. Come mai è cambiato lo scenario dall'Ottocento al nostro tempo? Direi anzitutto perché la scienza ha cominciato a mostrare più nitidamente i propri confini e i filosofi della scienza, spesso a loro volta contemporaneamente filosofi e fisici o comunque scienziati, hanno accuratamente indagato i limiti del metodo scientifico e dell'oggetto proprio dell'indagine scientifica. Il metodo sperimentale e la logica matematica che permette alla scienza di prevedere i fenomeni e di formularne la logica di fondo attraverso delle formule, appunto, di carattere rigoroso ed esatto, è qualcosa di spettacolare, di incantevole, che permette tutte le conquiste che nella storia dell'umanità noi oggi
ammiriamo e che non sarebbero state possibili senza appunto lo sviluppo del metodo sperimentale e della scienza fondata sulla logica matematica. Tuttavia, il metodo sperimentale e la logica fondata sulla matematica consentono di conoscere molte verità, ma non tutta la verità, non tutta la sua ampiezza. Vi sono aspetti dell'indagine dell'intelligenza umana sulla realtà a cui le scienze e i loro metodi non possono offrire adeguata risposta. Cadono fuori dal campo di indagine proprio delle scienze stesse, le quali, in modo un po' riassuntivo e necessariamente semplificatorio, ma sostanzialmente corretto, si occupano di descrivere esattamente come funzioni la realtà. Ma le scienze, che su questo sono in grado di dirci moltissimo, non sono in grado invece di dirci perché la realtà esista, perché esista qualcosa e non piuttosto il nulla, e perché questa realtà si comporti secondo una razionalità di fondo, evidente, talmente tanto che la nostra intelligenza è in grado di riconoscerla, descriverla e ammirarla. Le questioni di fondo sul mondo, sull'universo, sulla nostra stessa vita, rimangono, per così dire, al di là del perimetro delle indagini scientifiche. E non sono affatto questioni secondarie, sono questioni di primaria importanza per l'esistenza stessa degli esseri umani. Sapere per quale motivo l'orbita del pianeta Plutone è così eccentrica rispetto a quelle degli altri pianeti del Sistema Solare è interessantissimo, ma per la nostra esistenza è ancora più determinante sapere perché siamo venuti al mondo, cosa siamo venuti a fare su questa terra, se qualcuno ci ha voluti o meno, se dopo questa vita ci sarà il niente oppure un compimento di questa esistenza in una eternità che forse fatichiamo a immaginare, ma contemporaneamente fatichiamo anche a pensare che non ci sia. Su tutte queste questioni di carattere esistenziale, che riguardano il senso della vita, le scienze non hanno semplicemente i mezzi per indagare. Il loro metodo non è appropriato all'oggetto di queste questioni. Si devono fermare un attimo prima. Ed ecco allora che la scienza ha abbandonato la pretesa ottocentesca di soppiantare la filosofia e la fede nella ricerca di tutta la verità. Così un dialogo può di nuovo avvenire in un clima di rispetto reciproco, di riconoscimento della reciproca legittimità e autonomia e di convergenza opportuna e misurata su alcuni temi che sono di confine tra i due mondi di indagine, il mondo scientifico e il mondo della fede. In particolare su questo fronte potremmo ricordare il pensiero di grandi filosofi come Ludwig Wittgenstein, come Thomas Kuhn e di un fisico, anche filosofo della scienza, come Werner Heisenberg. Questi pensatori hanno messo in luce la natura profondamente filosofica, quasi mistica, della ricerca scientifica, in particolare fisica, quantistica e cosmologica della scienza contemporanea, e hanno, come dire, aperto
delle prospettive e dei sentieri affascinanti per possibili dialoghi tra scienziati e teologi. Credo, prima di indicare allora tre particolari ambiti di dialogo e di interazione sui quali voglio concludere questo momento di riflessione, credo che sia opportuno ricordare in sintesi rispetto a quello che ci siamo detti fin qui ciò che aveva sostenuto Sant'Agostino, una delle menti più geniali della storia dell'umanità, in un testo, il Contra Academicus, nel quale egli aveva scritto che ci sono due patologie della ragione umana, due gravi problemi che possono minare in partenza la possibilità di conoscere tutta la verità. Queste due patologie sono la sfiducia nella possibilità di conoscere la verità o la presunzione di conoscerla già completamente. La prima patologia si chiama scetticismo, la seconda si chiama scientismo. Sono ideologie, non hanno a che fare con la scienza, ma con le sue premesse, con i suoi preamboli impliciti, che però agiscono nella mente e nella vita anche degli uomini di scienza, i quali potrebbero essere, senza saperlo, degli scettici o degli scientisti, dei positivisti, e questo non ha niente a che vedere con la loro attività scientifica, ha a che vedere con le loro precomprensioni filosofiche. Se noi, uomini di scienza, uomini di fede, siamo liberi da queste due patologie, dallo scetticismo e dallo scientismo, dalla disperazione che la verità sia conoscibile o dalla presunzione di conoscerla già completamente, allora senz'altro possiamo serenamente e proficuamente interagire e discutere. Vengo allora ai tre ambiti sui quali è possibile un fecondo dialogo tra scienza e fede, tra visione scientifica del mondo e visione teologale del mondo, cioè ispirata dalla fede. Il primo ambito di importante dialogo è la questione dell'evoluzione cosmica e biologica in particolare. L'evoluzione cosmica e biologica è in fondo la struttura architettonica principale della cultura scientifica contemporanea. Io personalmente, da uomo di fede, ma anche da appassionato indagatore di scienza, sono persuaso che la visione evolutiva del cosmo e delle specie sia da considerare un fatto acquisito. Le teorie che riguardano l'evoluzione cosmica e l'evoluzione biologica, che sono numerose, contengono ancora diversi punti da approfondire, diversi dilemmi e enigmi irrisolti e qualche punto debole sul quale probabilmente ci sarà ancora da ricercare e da raffinare le nostre visioni. Ma sostanzialmente la visione evolutiva del cosmo e delle specie ha intuito alcune verità essenziali, sulle quali anche gli uomini di fede devono esercitare la riflessione teologica. Devono farlo perché non vi è alcuna conflittualità tra la visione evoluzionistica del cosmo e della vita e la visione della fede che parte da quel grandioso presupposto del pensiero teologico che è la creazione. La creazione che non è un modo parascientifico di spiegare come sono venuti all'esistenza gli esseri che noi conosciamo. Questo come
è precisamente l'oggetto di indagine delle scienze. La creazione è il convincimento fondamentale del credente che tutto ciò che esiste dipende radicalmente da Dio, che l'essere a cui prendono parte le cose e le persone di questo mondo è contingente, cioè non ha in sé la sua ragione ultima e sufficiente, perché la sua ragione ultima, fondamentale e sufficiente è che tutto ciò che esiste, esiste perché è stato pensato e voluto da un creatore intelligente, buono, che ha una ragione e uno scopo per aver fatto tutto questo. Questa convinzione non solo non è in conflitto con la visione scientifica della realtà e dell'universo, ma devo dire che si armonizza magnificamente con essa, perché in fondo dà anche adeguata ragione dei risultati stessi delle indagini scientifiche sull'evoluzione cosmica e biologica. Più osserviamo infatti il cosmo, più ne studiamo l'evoluzione nei suoi miliardi e miliardi di anni, più consideriamo l'evoluzione delle specie viventi, il suo cammino fino all'essere umano, e più ci rendiamo conto che l'intero percorso cosmico è stato così magnificamente costruito, è così intelligentemente sviluppato di passaggio in passaggio, che se non avesse alcuna causa logica al suo principio e alcuna meta logica al suo compimento, sarebbe in ultima analisi inspiegabile e in fondo irragionevole. Sarebbe come se noi prendessimo un certo quantitativo di lettere alfabetiche, le gettassimo casualmente per aria e osservandole cadere su una superficie, su un foglio, vedessimo che queste lettere cadono casualmente, accidentalmente, componendo una poesia di Giacomo Leopardi, ad esempio L'Infinito. Se qualcuno, mostrandoci su un foglio il celebre componimento di Leopardi, ci raccontasse che quelle lettere si sono disposte su quel foglio accidentalmente e per puro caso ne è venuto questo risultato, noi non crederemmo assolutamente al caso. Noi troveremmo che la spiegazione casuale di quella poesia sarebbe assolutamente truffaldina o completamente idiota. Soltanto un pazzo penserebbe che questo possa essere avvenuto. Guardando l'intero cammino dell'evoluzione cosmica e biologica, non possiamo non avere la percezione che tutto è andato come se avesse una logica, come se avesse un obiettivo, come se fosse stato pensato con un progetto di straordinaria complessità e raffinatezza ed anche di una certa percepibile bellezza. Ora, questo come se non è sufficiente per concludere con un atto di fede, ma certamente è del tutto compatibile con la visione del credente. Il credente fa un salto dai dati e dalla loro descrizione scientifica
al loro significato e alla loro causa suprema. E dalla creatura risale al creatore per un processo induttivo o intuitivo che combacia in fondo anche con la più profonda e direi anche bella aspirazione che abbiamo dentro di noi, e cioè di non essere a questo mondo per sbaglio e per disgrazia, ma di essere a questo mondo per un motivo e di non essere un fugace episodio tra i due giganteschi nulla che c'erano prima di noi e che ci sarà dopo di noi, ma come premessa e inizio di qualche cosa che si compirà oltre questo mondo, nell'eternità. Da quando l'uomo esiste, l'uomo ha questa intuizione, questo desiderio, questa speranza e direi in fondo questo convincimento intimo. Per fare due esempi concreti che ci possono aiutare a ragionare su questa materia, dovrei fare un esempio sportivo e un esempio artistico. Per quanto riguarda l'esempio sportivo, dovrei farvi immaginare un giocatore di golf su un vastissimo campo di golf che con la sua mazza e la sua pallina bendato può giocare cercando di colpire la pallina senza vedere assolutamente e scagliandola chissà dove. Questo giocatore bendato e munito della sua mazza è il caso che ha liberamente operato di passaggio in passaggio nel corso dell'evoluzione fisica del cosmo e delle specie viventi. Però guarda caso la pallina ha centrato esattamente la buca della vita e della vita complessa e della vita complessa intelligente e della vita complessa intelligente capace di libertà e di amore, cioè la vita umana. Questo cammino che poteva arrivare a qualunque altro obiettivo è arrivato proprio lì. Come si può spiegare questa cosa? Pur mantenendo la convinzione che in tutti i passaggi che la scienza studia le cause fisiche di questo mondo hanno avuto i loro normali liberi meccanismi e non sono stati guidati da un burattinaio che tirava i fili dall'alto, possiamo spiegarlo immaginandoci che il campo su cui il giocatore di golf sta giocando sia a forma di imbuto e alla fine dell'imbuto c'è esattamente la buca a cui deve arrivare la pallina. Dovunque il giocatore bendato scagli la pallina, essa a un certo punto finirà per rotolare per arrivare fino dentro la buca che sta alla fine dell'imbuto. Per così dire, non è che il creatore, insomma, dobbiamo immaginarcelo come il burattinaio che di mossa in mossa ha diretto il meccanismo. Le cose sono andate per conto loro, ma il creatore ha pensato tutto così magnificamente da fare in modo che le cose, andando per conto loro, finissero esattamente per conto suo, dove lui aveva previsto che giungessero. Ha fatto in modo che tutto potesse concorrere a raggiungere l'obiettivo che lui aveva in cuore da tutta l'eternità, e quell'obiettivo siamo noi. Questo paragone sportivo ci può far intuire come contemporaneamente la visione scientifica e la visione teologale della realtà possono coabitare e non confliggere. Se volete possiamo fare anche un esempio di carattere artistico, in particolare musicale. Ciascuno di noi, se conosce ad esempio la musica di Johann Sebastian Bach, sa che oltre ad essere capace di un gusto elegantissimo e geniale, Bach era anche un raffinato studioso di gematria, cioè
di una disciplina, diciamo un po' mistica, che collega i numeri alle note musicali. E, i numeri e le lettere alle composizioni musicali secondo determinate regole. In alcuni componimenti Bach ha nascosto dei messaggi cifrati che non si leggono direttamente sullo spartito e non si possono percepire ascoltando l'esecuzione delle melodie scritte in quegli spartiti. Ma se noi abbiamo la chiave di lettura giusta, risaliamo al messaggio cifrato che sta come in un ulteriore livello della pagina musicale. Per fare un esempio concreto, nella sonata numero 1 per violino solo in sol minore BWV 1001 di Johann Sebastian Bach, egli ha scritto quella musica struggente e bellissima che possiamo ascoltare senza porci nessuna domanda ulteriore al di là dell'assaporare la bellezza della musica, l'ha scritta in modo tale che la prima nota di ogni battuta della sonata corrisponde a una lettera dell'alfabeto secondo le leggi della gematria. Chi si è accorto di questa cosa si è accorto che la lettera corrispondente alla prima nota di ogni battuta è collegata alla lettera successiva e alla successiva e alla successiva ancora per tutta l'estensione della sonata, con il risultato che queste prime note di ogni battuta, che corrispondono a delle lettere, scrivono una frase di senso compiuto in lingua latina. La frase è ex Deo nascimur, in Cristo morimur, per spiritum sanctum reviviscimus. Nessuno ascoltando potrebbe accorgersene, ma chi conosce la gematria e chi possiede la lingua latina e sospetta che dietro la bellezza della musica di Bach, dietro la sua ardita e elegante architettura, ci possa essere un livello di pensiero ulteriore, riesce a scoprire questo enigma nascosto tra le righe, per così dire, della musica. Analogamente, la visione scientifica del mondo è quella che si cimenta con le note, con la melodia, il ritmo, il timbro degli strumenti, e potrebbe accontentarsi di questo, ma chi sospetta che ci sia dell'altro, che dietro la prima visibilità delle cose vi possa essere un messaggio intelligente rivolto a noi, in grado di decifrarlo, chi ha questo sospetto, per così dire, ha l'intuizione dell'eccedenza della realtà rispetto alla sua fenomenicità fisica, si mette a cercare altrimenti e allora può approdare a quel messaggio profondo che c'è nella realtà a cui lo sguardo della fede arriva. È una scoperta meravigliosa che ci fa gustare ancora di più l'eleganza incantevole di quella musica, cioè di questa realtà che la scienza ha già saputo così sontuosamente e brillantemente descrivere. Oltre al terreno della evoluzione cosmica e biologica, ci sono altri due terreni di importante dialogo possibile tra la visione scientifica e la visione teologale della realtà. E li indico volentieri. Un altro terreno di importante dialogo riguarda il momento drammatico che l'umanità sta vivendo sulla faccia della Terra. Penso in particolare a due questioni di grandissima attualità: la questione ambientale
è la questione epidemiologica, che è resa particolarmente evidente dalla vicenda del coronavirus. La questione ambientale e la questione epidemiologica, che sono fra loro connesse, mostrano in modo evidente che la ricerca scientifica e la ricerca spirituale dell'umanità non solo non possono combattersi o ignorarsi, ma devono cooperare, perché concorrono insieme al bene del genere umano e dell'intero mondo, dell'intero pianeta sul quale noi viviamo. Solo se l'uomo vive bene in tutti i sensi di questa parola bene, allora l'uomo saprà salvaguardare se stesso e il pianeta nel quale vive e saprà proteggersi dalle minacce, in parte anche inedite, che potrebbero compromettere il nostro futuro o cancellarci completamente dalla faccia della terra. Le scienze da sole possono prevedere scenari, studiare rimedi, ingaggiare battaglie, ma per condurre l'umanità a scelte giuste e sapienti, l'appello degli uomini di scienza non è sufficiente. Occorre fare leva sulle coscienze, sulla dimensione etica degli esseri umani. E per fare leva sulla dimensione etica degli esseri umani, singoli e delle collettività, dei popoli e dei governi, è indispensabile avere una visione integrale della vita umana corretta e sapiente. E a questa visione corretta e sapiente possono concorrere in modo decisivo proprio le religioni, proprio la fede. Mentre la mancanza di fede o la visione religiosa sbagliata potrebbero concorrere a una impostazione dissennata, insipiente e in ultima analisi distruttiva della nostra vita personale e collettiva sulla Terra. È dunque proprio il momento di una nuova alleanza tra ricerca scientifica e ricerca spirituale, tra uomini di scienza e uomini di fede, tra esigenze scientifiche e esigenze spirituali dell'unico essere umano. Infine, forse il terreno di più delicata e complessa interazione tra visione scientifica e visione spirituale, teologale della realtà è la questione della vita, nel suo principio e nel suo termine, specialmente. Non è di carattere strettamente scientifico la domanda su quando la vita umana sia degna di essere vissuta. Non è di carattere propriamente o esclusivamente scientifico la domanda se i primi istanti della vita umana siano istanti della vita di una persona, né se gli ultimi istanti della sua vicenda corporea siano momenti di vita di una persona. La questione è propriamente metascientifica, va al di là della scienza. La scienza può soltanto mostrarci che dal primo istante del concepimento in poi tutto ciò che avviene in quella minuscola realtà che è il concepito avviene per una legge di costruzione interna e autonoma, per così dire, e senza soluzioni di continuità. La scienza, insomma, ci mostra che non è possibile stabilire ragionevolmente un istante nello sviluppo del concepito, prima del quale non si può parlare di persona e dopo il quale si può parlare di persona. Trovare un tale istante
è semplicemente impossibile dal punto di vista scientifico. L'evidenza scientifica è che da quando siamo concepiti noi siamo un soggetto riconoscibile, irriducibile, che mostra di avere, per così dire, una volontà propria e un progetto proprio da portare a termine. Oltre la scienza, ci possiamo domandare come vada chiamata questa realtà del concepito e come vada trattata. La prima è una domanda filosofica e spirituale, la seconda è una domanda etica. La visione dell'uomo di fede è che il concepito è una persona che esiste perché l'ha voluta Dio e che esiste perché Dio ha già cominciato a darle del tu, per così dire, ancor prima che essa gli possa rispondere. La domanda etica, di conseguenza, non è difficile che trovi risposta alla luce della prospettiva di fede. Noi dobbiamo trattare il concepito come una persona, e cioè mai come un mezzo e sempre come un fine, e nella lucida consapevolezza che non è mai lecito ucciderla. Analogamente, lo sguardo della fede ci fa considerare l'essere umano non più autosufficiente, non pienamente efficiente e nemmeno completamente cosciente. A parte la prudenza di carattere scientifico, che riguarda gli stati di minima coscienza, sui quali in realtà sarebbe corretto dire che sappiamo ben poco e non che ci consta la mancanza di coscienza, lo sguardo spirituale, teologale, ci deve far dire che anche in quel caso siamo davanti a delle persone, così come davanti all'anziano, all'infermo, a chiunque non goda più della pienezza delle sue forze, corporee o mentali e relazionali. E questo sguardo che ci fa vedere la dignità di una persona, anche quando la sua carne mostra con particolare evidenza la propria fragilità, ha delle conseguenze etiche anche in questo caso. Non possiamo applicare alle persone la logica che applichiamo alle cose, vale a dire la possibilità di gettarle nell'opportuno cassonetto della raccolta differenziata quando esse non funzionano più bene o ci sembrano non funzionare affatto. La logica dello scarto non si può applicare alle persone. Le persone vanno onorate, curate, servite fino all'ultimo istante. Su questo punto lo scontro non è eventualmente tra visione scientifica e visione teologale, tra uomini di scienza e uomini di fede. È tra un certo tipo di civiltà e un altro tipo di civiltà, fra una ideologia della vita umana e una visione della vita umana che ne riconosce l'intangibile dignità e bellezza. È la nostra funzione di esserne servitori, mai padroni. Grazie della vostra attenzione.